L'invito a non arrendersi, restando inermi, arriva dal cartello sociale che ancora una volta punta il dito sulle gravi carenze infrastrutturali che riguardano la provincia di Agrigento. Le varie proposte, scrive il cartello sociale in un documento, rimangono voce in un deserto. La gente è stanca, si legge ancora, e prima o poi chi amministra Agrigento, la deputazione a tutti i livelli, dovrà prendere atto che esiste il rischio che vengano travolti dalla legittima protesta di chi rivendica i propri diritti come la viabilità, l'acqua, una sanità efficiente, e si potrebbe continuare a lungo nel denunciare i diritti negati. Un ultimo quesito, scrivono ancora i rappresentanti del cartello sociale, vorremmo porre a quella classe politica che è deputata ad organizzare il futuro del territorio. Ma neanche la prospettiva che nel 2025 Agrigento rivestirà il ruolo di capitale italiana della cultura vi stimola a fare qualcosa a favore di questa terra? Una nota pesante, come si vede, questa diffusa dal cartello sociale di Agrigento, ma è una nota necessaria che serve a richiamare chi continua a fare il sordo e che dovrebbe invece mortificarsi intanto e tentare di dare almeno una risposta soddisfacente. Staremo a vedere mentre il tempo corre veloce.